Attacchi preordinati, di attacchi proditori, studiati, organizzati, aventi come obiettivo, no, chi indossa l'uniforme, i poliziotti che erano lì, in quanto chi indossa l'uniforme rappresenta lo Stato. La cruenza e la violenza sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo rischiato un'altra vittima del dovere. Il questore di Padova, Marco Dorisio, non ha dubbi. Nella guerriglia di Torino, durante il corteo per il centro sociale a Scatassuna, l'agente Alessandro Calista ha rischiato di perdere la vita. Parole dette durante la cerimonia di commemorazione dei 19 anni della morte di un altro poliziotto, Filippo Racciti, morto a Catania il 2 febbraio del 2007 durante gli scontri allo stadio nel derby con il Palermo. Il poliziotto del reparto mobile di Padova, Calista, è ritornato in città dopo le dimissioni dall'ospedale di Torino. Le indagini della Digos e l'analisi dei filmati che riprendono il pestaggio del poliziotto dimostrano la premeditazione dell'azione. Dalle prime indagini sembra che si tratti di un atto criminale preordinato che ha manifestato tutta la sua violenza. Le scene ci restituiscono uno scenario di guerra vera e propria. Il prefetto di Padova spera di poter incontrare Alessandro Calista insieme al collega Lorenzo Virgulto, che lo ha aiutato a mettersi in salvo ed è rimasto a sua volta ferito. Anche il questore Odorisio ha sentito al telefono il poliziotto e sono riusciti anche a scherzare sulle comuni origini abruzzesi. Abbiamo sorriso, lui ha detto: ecco, questo mi ha salvato perché noi abruzzesi abbiamo la corazza dura, richiamandoci alla Maiella, che è il massiccio della Maiella, quindi anche un momento, ecco, mettersi alle spalle il peggio è passato e quindi ricominciare. Anche dalle istituzioni locali la vicinanza ai due poliziotti feriti a Torino, ma tante anche le attestazioni di solidarietà dei cittadini, centinaia le lettere arrivate in questura a Padova che il questore ha voluto leggere commosso dall'affetto della gente. Poi, insieme al prefetto, ha fatto visita agli altri 18 poliziotti feriti. Intanto, all'arresto del 22enne toscano per le violenze di sabato contro il poliziotto padovano si sono aggiunti altri 2 fermi e 24 denunce.